Prima bastava pianificare, se vogliamo, la fine della propria carriera lavorativa, perché la fine della carriera lavorativa determinava l'importo delle pensioni che si sarebbero percepite di lì in poi. Col passaggio al sistema contributivo conta moltissimo l'inizio della carriera. I primi anni di contribuzione sono fondamentali nel determinare il proprio futuro previdenziale. Era prevista dalla stessa legge che ha cambiato le regole una informazione, il fatto di dare a tutti la possibilità di poter prevedere come i loro contributi avrebbero influenzato le loro pensioni future. Ed era possibile con le nuove regole, perché regole del sistema contributivo rendono possibile dare questa informazione in modo sistematico. Bene, i governi si sono succeduti e i governi che si sono succeduti in questi 20 anni non hanno voluto dare questa informazione, temendo che il solo fatto di dare questa informazione avrebbe in qualche modo scatenato delle reazioni molto forti da parte dei contribuenti e li avrebbe poi penalizzati sul piano elettorale. Questa è una ignavia di Stato che è molto grave e che ha impedito a intere generazioni di contribuenti di cautelarsi, di prepararsi e di prendere in mano il proprio futuro.